Abbiamo imparato in questo lungo anno che la pandemia è fatta di dati, e ne do tre precisamente. Oggi i contagi sono aumentati nuovamente, siamo a 600 contagi al giorno in Friuli Venezia Giulia, danno l'idea insomma che siamo ritornati indietro quasi di 2-3 mesi. E poi ci sono gli altri dati che dicono che l'RT è aumentato nell'ultima settimana. Questa è la bozza di regia, della cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità, che dice che l'RT è aumentato dallo 0,80 al 0,90 e sta arrivando alla fatidica soglia dell'1. E poi ci dicono, e qui in questo caso la Fondazione Gimbe, che i contagi, le infezioni sono aumentate del 68% nell'ultima settimana. I dati li lasceremo nella seconda parte della puntata, sentiremo una persona già conosciuta che è Clementina Sasso, l'astrofisica del team Pillole per Ottimismo. Prima volevamo parlare dei fatti, e i fatti quali sono? Che a pagar dazio in questa pandemia soprattutto sono nuovamente gli studenti e i ristoratori, nuovamente loro, che devono richiudere dopo 5 settimane. E allora cominciamo proprio dai ristoratori e abbiamo in collegamento per noi per questa puntata di Screenshot Antonio Dalla Mora, presidente provinciale della FIPE Confcommercio. Buonasera Dalla Mora. Buonasera, grazie dell'invito. Pagate nuovamente voi? Ormai pare che sia la norma. I dati è evidente che non premiano la gestione di questa pandemia a livello nazionale. Non so precisamente cosa stia succedendo nelle altre nazioni. È vero che hanno preso delle misure di contenimento molto più rigide nella fase precedente. Qualcuno che in Italia ci ha scherzato sopra, forse era quello che si doveva fare, perché ci ritroviamo al punto di partenza. Ci ritroviamo in una situazione ancora incerta, nel senso che qua si fanno i provvedimenti di 10-15 giorni in 10-15 giorni, però non c'è ancora una certezza dell'evoluzione di una pandemia che ormai pare abbia assunto come l'influenza il carattere della stagionalità e che quindi era un po' prevista. Ci stiamo avvicinando al periodo in cui l'anno scorso è scoppiata la pandemia. Si sta riproponendo con lo stesso arco di curvatura, no? Il grafico, ancorché rialzato per il fatto che si fanno più tamponi. Quindi bisognerebbe capire che cosa abbiamo maturato in quest'anno, perché se quello che ci è maturato è solo il fatto di chiudere alcuni tipi di attività come quelle che rappresento, che non so a che titolo e non so con quale scarso senso di responsabilità sono state indicate da qualcuno come attività non essenziali rispetto ad altre, sì, abbiamo capito veramente poco. Senta, io spero che ci sia qualcosa di più. Dalla Mora, quando lei dice che per esempio i provvedimenti vanno di 15 giorni in 15 giorni, per esempio un provvedimento, quello di 15 giorni, è stato preso da Federica. Questo provvedimento un po' l'ha colta di sorpresa, non lo accetta, avrebbe preferito un provvedimento un po' più lungo, magari qualche giorno in anticipo, perché comunque chiudono da sabato e l'ordinanza diciamo è da stamattina ed è giovedì, quindi 48 ore, c'è qualcuno che magari si era già approvvigionato, parlo di ristoratori. Sì, questo è un problema che abbiamo già rilevato più volte anche nella sua trasmissione e che abbiamo evidenziato anche a livello nazionale nel Consiglio Nazionale di FIPE di cui faccio parte, e a livello nazionale finalmente siamo riusciti ad ottenere un corretto preavviso delle misure che sono in fase di emanazione. Sta di fatto che le misure nazionali adesso vengono
promulgate, diciamo, tra il mercoledì e il giovedì per il lunedì, quantomeno per lasciare agli esercenti la possibilità di smaltire le scorte che sono state fatte. Non è una stupidaggine, incide tantissimo sul bilancio di un'attività il fatto di avere del materiale deperibile che, se non viene consumato entro pochi giorni, poi va buttato via. E questo mi sembra anche un dato di rispetto. Ora, per quanto attiene la gestione regionale, noi sappiamo che poco le regioni possono fare. Io, quando parlavo prima dell'esperienza dell'anno scorso, che pare che allo stato attuale abbia maturato poche soluzioni, mi riferivo alla gestione complessiva della materia da parte dei governi. Vorrei dire del governo, perché di fatto il ministro di riferimento è rimasto lo stesso. Sì. Quindi io speravo ci fosse un po' più di prevenzione rispetto a quello che sta accadendo. Anche perché, ripeto, avevamo capito che i periodi di maggior picco sono quelli che abbiamo sempre visto in tutta la nostra vita, con i picchi influenzali, quindi l'autunno e la primavera. Sta di fatto che noi a fine febbraio dell'anno scorso abbiamo avuto, non so se il 22 o il 23 febbraio, i primi casi di Covid in Italia, dei 2 cinesi. Sì, allo Spallanzani, sì. Sì, e da lì è nato tutto, ed era il 22 e il 23 di febbraio. L'11 marzo è stato chiuso il paese. Ora noi siamo proprio lì in quelle giornate. Oggi è il 4 di marzo, il 22 e 23 era pochi giorni fa, e l'11 è fra pochissimi giorni. Quindi vogliamo capire cosa succede, e sulla base di quanto è successo in questi ultimi 12 mesi non pretendiamo che nessuno abbia la bacchetta magica, ma almeno che ci diano una prospettiva, perché le aziende devono poter fare programmazione anche di fronte a un'emergenza. Poi la domanda che faccio io invece a lei è: dopo 12-13 mesi che si versa nella medesima situazione, si può ancora chiamare emergenza? No, diventa qualcosa di strutturale, a tal punto che, allora le faccio anch'io la domanda, come stanno i suoi colleghi, perché se è diventato qualcosa di strutturale in un anno, io immagino che qualcuno, se non ha incassi, come può far pagare le tasse? Perché c'è stato... È un anno praticamente, un anno uno deve pagare queste tasse, no? Non è che possono essere solo rinviate, non potranno essere sempre rinviate. Ho sentito i suoi colleghi, no? Immagino. Com'è la situazione? Guardi, lei prima ha parlato di pillole di ottimismo. Ecco, a noi ci vorrebbe qualche camionata di quelle pillole per digerire la situazione attuale, perché il problema delle tasse è evidente, è una cosa irrazionale che si possano chiedere imposte anche in un periodo come questo, è irrazionale, no? Non ha significato. Se le aziende non hanno potuto produrre reddito, produrre utili, che cosa gli chiediamo? Di indebitarsi ulteriormente per pagare le tasse? Assurdo. Ma poi, oltre alle tasse, ci sono le spese correnti che non si bloccano, non riusciamo a contenerle. Guardi solo le utenze. Oggi in Italia un'utenza qualsiasi, prendiamo la luce, prendiamo il gas, se lei apre la bolletta si accorgerà che il 32-33% sono di costo della materia prima energia. Tutto il resto sono imposte, sono tasse. Poi ci sono anche tutte quelle microtasse, vabbè, siamo riusciti ad intervenire sull'occupazione suolo pubblico, però ci sono anche tutte le altre tasse che non sono state ridimensionate o non lo sono state adeguatamente, come per esempio l'asporto rifiuti, tutte le altre imposte. Adesso la SIAE ha rinviato i termini, ma è un rinvio, una piccola riduzione. Ci sono tutte le altre tasse che pagano le attività, il canone RAI, l'imposta sulle insegne luminose, i passi carrai. Sì. Non sono più accettabili in questa condizione. Bisogna che ognuno faccia parte per se stesso. Ecco. Dalla Mora, cosa può fare? Le chiedo l'ultima domanda, faccio l'ultima domanda: che cosa può fare a questo punto la Regione? Oltre magari a
in caso avvisarvi anche prima, un po' prima forse, piuttosto che chiudere 2 giorni prima, magari i ristoranti e bar? Cosa può fare? Come può darvi una mano concretamente? Guardi, la nostra categoria è allo stremo. Noi riceviamo delle telefonate di persone disperate, ma non perché non riescono a tenere in piedi la propria azienda, ma perché non riescono più a sostenere neanche le spese della propria famiglia. Gente che ha attività anche da tanti anni, attività consolidate, che magari ha fatto degli investimenti nel periodo immediatamente precedente al Covid e ora si trova in crisi di liquidità, che non sa come pagare la retta dell'asilo del figlio, che si trova in difficoltà e deve differire le utenze di casa. Nonostante ciò, tutta la nostra categoria ha avuto sempre un sacro rispetto per la situazione in essere. Nessuno ha mai negato l'emergenza che vediamo sotto i nostri occhi. E c'è stato il massimo rispetto. L'ho già detto in passato, ci si è adeguati a spese proprie, si sono ridotti i posti e ci siamo messi in regola per far rispettare le norme. Nonostante ciò, vediamo che siamo l'unica categoria bersagliata e questo non è più accettabile, anche perché tra zona gialla e zona arancione sono poche le cose che cambiano. Sì, non si può uscire dal proprio comune se non per giustificato motivo, però alla fine lo fanno tutti ugualmente, questa è l'amara verità. Quello che realmente incide e non si sa perché non produce nessun miglioramento, anzi potrei dimostrare con i fatti che quando i ristoranti e i bar sono stati chiusi, il contagio è aumentato ugualmente e quando si sono aperti il contagio è diminuito. Ne faccio l'esempio, l'ultimo esempio è che i locali hanno riaperto sostanzialmente il 7 di gennaio e dal 7 di gennaio al 25 febbraio c'è stato un calo costante dei contagi. Quindi cosa desideriamo? Non che non si adottino misure di prevenzione, ma che all'interno di queste misure di prevenzione, e qui non può farlo tanto la Regione quanto lo Stato, si cambino i contenuti, perché è evidente che non c'è nessun senso a tenere aperto per poche ore piuttosto che chiuso un esercizio pubblico, perché questo non influisce assolutamente sul regime dei contagi. Dalla Regione cosa ci aspettiamo? Velocemente deve chiudere Dalla Mora perché abbiamo 20 secondi. Velocemente cosa chiede? Capiamo l'emergenza, però abbiamo bisogno di un segnale di solidarietà, di vicinanza. Ci chiedete degli sforzi, aiutate questi imprenditori a mantenere vive le aziende, abbattiamo le imposte e diamo dei ristori tali da farle rimanere in piedi. Grazie Dalla Mora, in bocca al lupo allora, le auguro buona serata. Grazie, grazie a voi di tutto e buona serata. Grazie. Andiamo in pubblicità e poi pilo di ottimismo, speriamo che siano di ottimismo, ma vedremo i numeri e non lo sono granché. Pubblicità. Eccoci tornati dopo la pubblicità con screenshot dai fatti ai numeri, ovvero quelli che adesso ci esporrà Clementina Nassasso, astrofisica del team Pillole d'Ottimismo, del team Paolo Spada. Buonasera. Buonasera. Ci ritroviamo nuovamente a distanza di un po' di tempo con me personalmente perché la situazione pare allarmante, soprattutto nell'ultima settimana in Friuli Venezia Giulia è talmente allarmante che siamo diventati bicolori. Lo sappiamo, lo ribadiamo anche ai nostri telespettatori, arancione rafforzato, chiamiamolo così, con didattica a distanza per la provincia di Udine e Gorizia e il giallo invece per
Trieste e Pordenone, almeno stando all'ordinanza di Federica. Poi si vedrà anche quello che deciderà poi lo Stato, domani, cioè con il governo, vedremo se magari dovesse diventare tutto arancione il Friuli Venezia Giulia, ma intanto stanno così le cose. Allora, Sasso, è così allarmante la situazione? Allora, il contagio sale in tutta Italia, quindi insomma, se dobbiamo guardare i dati odierni di questa settimana, abbiamo questa salita di contagiati. Ora è diventato insomma famoso il valore del contagio su 7 giorni per 100.000 abitanti, che in realtà noi, anche quando insomma vengo da voi, io ho sempre portato quell'indice che praticamente somma tutti i contagiati in una settimana e poi li rapporta su 100.000 abitanti, quindi è anche un numero più stabile per conoscere il contagio settimanale, invece appunto del contagio giornaliero, che è comunque soggetto ad esempio al sabato e la domenica, quando comunque ci sono meno o più persone testate. Quindi la situazione in Italia è a un valore di incidenza di 212 su 7 giorni per 100.000 abitanti, il Friuli è intorno ai 272. Ecco, questo è il Friuli, però ci sono delle suddivisioni per provincia, su cui si è basata anche la decisione della Regione. Magari facciamo vedere anche qualche grafico. Facciamo vedere qualche grafico, magari iniziando dal primo, eccolo qua. Esatto. Questo è quello di cui abbiamo appena parlato e quindi si vede come l'ultimo picco, quindi quello degli ultimi giorni, continua a salire anche se insomma con una velocità un po' ridotta rispetto all'inizio, però sale e al momento è arrivato a 272 di incidenza. Invece questo è quello che dicevi insomma riguardo le province, perché questo contagio, questa incidenza non sta salendo uguale in tutta la regione, ma ci sono delle regioni come Gorizia e Udine in particolare che salgono molto più velocemente, e sono le linee azzurre che vediamo nei grafici, mentre la linea rossa è una linea che noi diciamo definiamo linea di soglia, calcolata in base all'occupazione ospedaliera, quindi non è una linea dettata dal governo, dettata insomma, dal DPCM, ma è una nostra personale valutazione per decidere quale provincia è più preoccupante il contagio. Però ovviamente, come abbiamo visto, sono proprio le due province indicate dalla regione per andare in zona arancione, ecco, mentre Trieste e Pordenone diciamo più o meno, praticamente questo darebbe ragione a quella che è stata la decisione presa dalla Regione. Gorizia, appunto, Udine hanno una soglia molto più alta rispetto a quella d'allerta che voi avete segnalato. Se non sbaglio anche, si vedeva anche bene dal primo grafico, magari lo recuperiamo, dove si vedono i vari picchi, si capisce prima, seconda, terza ondata, no? Anche. E in realtà è tutta, allora diciamo il picco, quello più grande, è sempre sulla destra, perché a sinistra abbiamo la prima ondata, quella diciamo di marzo. Dei tre picchi di destra, il primo è quello di ottobre, poi in realtà il Friuli, quando tutta Italia era fuori, insomma, dalla pandemia o comunque c'era un plateau, il Friuli invece continuava a salire, quindi diciamo che è stata una seconda ondata molto più estesa per la regione rispetto al resto d'Italia. Ecco, da qui si capisce comunque che la terza, potremmo dire, o quarta a sto punto, non lo so, perché c'è la seconda che è abbastanza prolungata, ma questa terza sta andando su in maniera molto verticale e ancora all'inizio, ed è meglio prenderla subito. Da qui insomma la decisione. Ecco, non la troviamo a livelli di ottobre o quelli di inizio dicembre o novembre, ma comunque è sempre meglio prenderla prima. Da qui la decisione, se no altrimenti andremo fino a maggio a sto punto, no? per recuperare. E in realtà questa è una cosa che è stata sempre chiesta, almeno dal nostro team, cioè
Visto che finora ci si è sempre basati sull'RT e lo vediamo che in Friuli l'RT continua insomma ad essere ad un valore al di sotto di 1, l'RT non è un buon indicatore per vedere appunto questa crescita del contagio, perché l'abbiamo spesso ripetuto, si riferisce alla situazione di 15 giorni fa. Quindi l'RT che avremo domani è quello che si riferisce diciamo al minimo tra le due, tra quella che abbiamo chiamato diciamo terza e quarta Sì, ondata. infatti Invece, se per quello dicevamo anche prima, l'RT darebbe in base alla bozza 0,90, però risale a 15 giorni fa. Non so adesso quanto dovrebbe essere l'RT in questi giorni, però se ci si basa a 15 giorni prima siamo molto in ritardo, ma questo l'ha detto anche la Regione, contestando le regioni anzi. Voi la state esatto, e ribadendo. quindi almeno si è visto che, insomma, forse con l'avvento del nuovo governo si è deciso di intervenire a livello provinciale, che probabilmente è la cosa più giusta da fare, anche perché non può essere penalizzata tutta la regione quando il contagio invece è ben indicato in determinate province, cioè non si può comunque sempre tenere chiusi tutti, ma andare solamente dove il contagio è più alto e quindi dare anche un po' di respiro alle attività economiche dove invece si può fare. Certo. Andiamo magari a quella dei ricoveri ospedalieri, in particolare della terapia intensiva. E questa dovrebbe essere terapia intensiva, giusto? Sì. Esatto, e la linea azzurra è per il Friuli, mentre ed è messa a paragone con la linea gialla che invece è quella italiana. Come vediamo, delle terapie intensive erano un po' scese, però comunque la situazione direi che è abbastanza stabile. Però è sempre, ma in questo da quando insomma ci conosciamo, questa è sempre stata una caratteristica del Friuli che è sempre stata al di sopra del valore di soglia del 30%. Però almeno insomma si mantiene stabile, non mostra dei picchi preoccupanti. Purtroppo io non sono riuscita a mandarvi quella per la degenza Sì, sì, ordinaria, però insomma lì siamo a valori intorno al 31% e lì addirittura calava negli ultimi giorni e lì certo. il valore di soglia è 40%, quindi diciamo che per ora la situazione ospedaliera tiene. Certo. E l'ultima cosa che le chiedo, magari lo vediamo insieme, è la questione dei vaccini, perché sì, adesso vedremo i dati, peraltro quelli di Friuli Venezia Giulia, se non sbaglio, li ho visti quando ce li ha mandati, ma mi pare un po' leggermente meglio rispetto a quelli del resto d'Italia, però siamo veramente una quota bassissima. Se dovessimo tener conto della percentuale che adesso vedremo insieme, ci vaccineremo più o meno nel 2025, oppure si vaccinano prima i nostri figli diventando genitori. Vediamo la situazione. Sì, come si vede dai colori, più è scuro e più insomma ci si è vaccinati, questa in particolare per la prima dose del vaccino ed il Friuli lo vediamo nel grafico di dopo dove invece si vede la percentuale di vaccinati per la seconda dose, il Friuli rispetto alla media nazionale sia per la prima che per la seconda dose insomma è messo bene, quindi non è un limite della regione, anche perché c'è scritto anche che le dosi somministrate su quelle consegnate sono intorno al 77%, ma è proprio un limite di approvvigionamento nazionale, Certo, sì, sì. quindi Sì, sì, l'abbiamo visto, insomma, pensare che leggevo anche che la Calabria ha il 40% delle somministrazioni in base ai fabbisogni che ha ricevuto, mi vengono i capelli più grigi di quelli che ho. Va bene, grazie a Clementina Sasso per il suo a intervento. voi sempre per l'invito. Alla prossima. Alla prossima. Bene, noi torniamo domani, altra puntata di Screenshot, 19:45, vi aspetto come sempre, buona serata a tutti.